Presidente, quanto le bollicine Prosecco incidono sul turismo? Beh, incidono molto, basti pensare che la prima destinazione per crescita turistica nel 2023 in Veneto sono state le colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene. Quindi, di conseguenza, quindi anche il tema della sistemazione agraria e di quello che sono questi vigneti, che sono patrimonio dell'umanità, sono tutti elementi di promozione, diciamo, e di co-marketing per il territorio. Diciamo che si cresce, un turista attento diciamo, al territorio, alla sostenibilità, all'ambiente, al paesaggio, e i risultati si vedono. Insomma, siamo partiti da 200.000 visitatori, penso che chiuderemo tranquillamente a regime con 1 milione di visitatori all'anno. Non sarà originale, ma è lei il colpevole delle Olimpiadi? Ma assolutamente sì, io ho presentato il dossier e il dossier penso che ho fatto il mio dovere, visto e considerato che Cortina aveva un cadavere eccellente, un bob abbandonato da anni, forse da decenni, che era praticamente una discarica a cielo aperto. È stato frato ad oggi, le Olimpiadi non ci ha dato un effetto, abbiamo bonificato tutta quella scarpata di montagna, nella quale adesso ci stanno facendo il nuovo bob. Qualcuno mi ha detto, ma i costi delle Olimpiadi? Beh, vorrei ricordare che i Veneti non hanno costi perché portano a casa oltre 2 miliardi di euro di investimenti, oltre a 1,5 punti di PIL, oltre a 3 miliardi e mezzo di cittadini che ci vedranno, ma il costo a carico nostro ad oggi è di 23 milioni di euro.